Bentrovati in diretta su Telefriuli a questo appuntamento con A Voi la Linea che apriamo collegandoci in diretta con Isabella Gregorato che si trova in compagnia del direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale dopo che ieri si è avuta la notizia che appunto lascia questo ruolo per tornare in Umbria dove ha già ricoperto incarichi dirigenziali in sanità. Isabella, allora A Voi la Linea, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Sono qui, hai già anticipato tu, con il direttore Massimo Braganti, direttore della SUFC. Direttore, quando ha avuto la notizia, come l'ha presa e sperava di ritornare praticamente nei dintorni di casa sua? La notizia mi è arrivata praticamente ieri mattina, fine mattinata, verso circa mezzogiorno, quando mi hanno telefonato dalla presidenza dell'Umbria confermandomi la nomina che era intervenuta in giunta nei miei confronti. Io è vero che ero nella rosa dei papabili dell'Umbria come lo sono nella rosa della Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, ovviamente oltre al Friuli. Non nascondo che a questo giro avevo già, c'era stato un contatto nel giugno dove avevo rifiutato, non mi ero reso disponibile per ovvi motivi. A questo giro, causa problemi personali di natura familiare, da questo punto di vista mi hanno, non dico imposto, di orientarmi in un discorso di quantomeno di avvicinamento alla casa. È stata un po' una sorpresa, non lo nascondo, perché rispetto a tutta la rosa dei candidati, però ecco, si vede quella che è l'attività che avevo svolto in precedenza in chiusura dell'anno prima di venire qui in Friuli ha lasciato qualche risultato e ha fatto sì che ha favorito la mia possibilità in questo caso di riavvicinamento a casa. In sostanza lei andando via adesso, intanto lei si ferma però ancora un paio di settimane, perché lasciare scoperto un posto come questo? Allora, sulla data, come avevo accennato, avevo chiesto fra le due regioni, fra i due assessorati, di poter definire quella che può essere la data del passaggio, nel tentativo di limitare il disagio qui in uscita, ma altrettanto limitare il disagio in entrata, visto che in quella regione è sguarnito il posto della direzione centrale dai primi del mese, l'ultima settimana di marzo, per cui anche lì la situazione di difficoltà, perché la pandemia non c'è solo qui, ma c'è anche nell'altra regione. Appunto, sulla data ho chiesto di poter, che ci fosse un accordo fra le regioni. In effetti adesso rimane sguarnito un posto praticamente chiave per la sanità in provincia di Udine, l'ex provincia di Udine. Già ci sono secondo lei dei nomi delle persone che potrebbero sostituirla? No, allora, su quelle che possono essere le successive nomine non ne ho assolutamente idea e non è stato neanche affrontato questo argomento, quantomeno non ne sono È talmente veloce il successo. Da un punto di vista di sostituzione, da un punto di vista strutturale, dal punto di vista dell'organizzazione, quelli che sono gli elementi di sostituzione ovviamente sono previsti, la stregua quei momenti in cui magari mi sono assentato per ferie piuttosto che problemi di salute, la sostituzione c'è stata, per cui una garanzia di prosecuzione in questo senso c'è. Quindi se non c'è lei qui il riferimento, dove lo troviamo? In chi lo troviamo? Dal punto di vista formale il direttore amministrativo che mi sostituirà, però l'elemento ancora più importante è che nell'organizzazione sanitaria i vari direttori di presidio, non solo, ma anche il direttore sanitario, sono coloro che effettivamente hanno guidato, hanno dato le indicazioni, hanno fornito le modalità con cui intervenire in questo momento di difficoltà pandemico. Ecco. Che cosa lascia? Allora, mi spiace di non aver potuto portare a termine tutta una serie di iniziative che mi ero prefigurato a causa un po' di questa pandemia. Questo anno è stato caratterizzato da una rincorsa a garantire servizi, a cercare di recuperare posti letto, a trovare personale per vaccinare, perché in pratica questa avventura ha drogato moltissimo quella che era tutta la pianificazione che era stata fatta. Ritengo che è stato raggiunto un buon livello di servizio nei confronti dei cittadini, sono state fatte tutta una serie di iniziative, accennato in altre situazioni, che praticamente rispetto alla prima ondata pandemica dove avevamo attrezzato 95 posti letto,
grazie ai professionisti, alle strutture, in questa terza ondata, diciamo, siamo arrivati a 460 posti letto organizzati. Cioè, questo vale a dire che rispetto ai bisogni da parte della cittadinanza tutti quanti sono stati garantiti con veramente un gruppo di professionisti eccezionale. Non credo che da tante altre parti sarebbe stato possibile garantire quello che è stato fatto qua. Ecco, in sostanza la situazione di oggi. La situazione di oggi, ora non vorrei essere troppo ottimista, però l'occupazione dei posti si è ridotta di oltre 100 posti rispetto a 2 o 3 settimane fa, per cui c'è un miglioramento. Però, come ho detto in tantissime altre occasioni, non mai abbassare la guardia. Vediamo cosa è successo in Sardegna, che da bianco sono saltati in rosso. Ecco, un'ultima cosa prima di chiudere i collegamenti per restituire la linea allo studio, però restano delle incompiute, praticamente la riorganizzazione di altre strutture per patologie che non siano Covid. Era la pianificazione che stavamo facendo, cioè cercare di vedere il modo con cui ripartire, partendo da un presidio alla volta per poter permettere l'attivazione di quei servizi, di quegli interventi, di quelle attività che siamo stati costretti a rallentare per garantire i professionisti per far fronte all'emergenza Covid. Bene, ringraziamo il dottor Massimo Braganti, le facciamo i complimenti per questo nuovo incarico, prestigioso incarico. Sappiamo che l'avremo ancora per una decina di giorni almeno come punto di riferimento qui nella SUFC. E ringrazio Martina Beraldo per le riprese qui da Santa Maria della Misericordia di Udine. È tutto, restituisco la linea allo studio a te, Francesca. Grazie a Isabella Gregorato per questo collegamento. Noi restiamo a Udine e andiamo a collegarci invece con Paola Treppo, che si trova con il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, perché da lunedì ripartono le lezioni in presenza e quindi siamo andati a cercare di capire come si sta organizzando l'Ateneo. Paola. Sì, eccoci, siamo a Palazzo Antonini Maseri, al rettorato, perché da lunedì cambia la modalità di insegnamento all'Università di Udine, anche dopo che è scattata la zona arancione con il magnifico rettore. Vediamo come si procederà per gli studenti. Sì, diciamo il passaggio in zona arancione ci ha consentito di allentare un po' le misure restrittive che erano in vigore finora, e già questa settimana abbiamo aperto le aule studio, le sale di lettura, perché naturalmente per dare la possibilità agli studenti di svolgere la loro attività di studio in ambiti protetti e controllati, e da lunedì invece ricominceremo con le lezioni frontali in presenza per gli studenti dei primi anni delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico. E faranno eccezione gli studenti di medicina, che avranno anche la possibilità di svolgere attività in presenza, secondo quanto stabilito dai corsi di studio, dato che la maggior parte di loro sono vaccinati, così come i docenti. Naturalmente tengo a precisare che la campagna vaccinale anche per i docenti dell'Università di Udine è stata ampia, e quindi c'è anche una possibilità di entrare in aula con una maggiore sicurezza. Accanto a questo le attività laboratoriali riprenderanno, didattiche laboratoriali, riprenderanno per tutti gli studenti degli anni dei corsi di studio, e le attività di tesi, che in realtà non sono mai state interrotte, potranno essere svolte in presenza, dove questo è assolutamente necessario. Ecco, una cosa importante è che questa attività sarà sempre regolamentata dai nostri protocolli di sicurezza, nel rispetto quindi di questi protocolli, e con la prenotazione obbligatoria da parte degli studenti. Questo naturalmente ci consentirà di avere un tracciamento continuo nel caso, insomma, naturalmente inatteso e insomma, sperabilmente non accadrà, di possibile contagio. Quindi queste, diciamo, sono situazioni che ci permetteranno di gestire questo primo passo. Ci auguriamo possa essere naturalmente una attività che gradualmente ci porta verso l'apertura un pochettino più ampia. Gli esami di profitto per il momento si svolgeranno a distanza, salvo casi naturalmente che lo richiedessero, che richiedessero la presenza, così come le
sedute di laurea, però stiamo già pensando che ci piacerebbe naturalmente con la sessione estiva riportare studenti, laureandi e parenti con tutta l'osservanza dei protocolli di sicurezza in presenza, perché è un momento importante di fine del percorso formativo. Qual è la percentuale di docenti che ha fatto la vaccinazione oggi, se ne ha conoscenza? No, diciamo come conoscenza diretta e puntuale, bisogna ricordare che è un'attività a titolo individuale, volontario, l'adesione non è obbligatoria. È una percentuale però piuttosto alta, almeno dai riscontri che abbiamo potuto fare. Ecco, teniamo presente che oltre al personale docente è stato vaccinato anche il personale tecnico, amministrativo e anche i professori a contratto, e nel caso, come dicevo, anche di medicina, studenti e specializzanti. La percentuale alla fine raggiunge quelle percentuali che danno una certa garanzia di cui si sente parlare. Ovviamente è stato a tutti suggerito caldamente di procedere all'adesione, perché è un'opportunità che è stata data alla nostra categoria, a cui dobbiamo rispondere con la coerenza naturalmente e la capacità non solo di cogliere l'occasione dal punto di vista personale, ma anche, per dare un esempio, e ripristinare poi un servizio che riteniamo essere di importanza per noi, gli studenti e il territorio. Allora ringraziamo il magnifico rettore dell'Università di Udine. Qui dal rettorato è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Paola, noi ci ritroviamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Parleremo dell'arresto del super latitante friulano in Cambogia e poi di Chiara Cainero, che torna a prepararsi per le Olimpiadi dopo aver passato il Covid e con anche un po' di preoccupazione per quello che verrà, ma chiaramente con tanta voglia di confermarsi ai vertici mondiali per quella che sarà la sua quinta rassegna a 5 cerchi. A tra poco. Era scappato per l'Europa e per l'Asia per sfuggire alla detenzione. Cristian Casagrande, sacilese latitante da 4 anni che deve scontare una pena di 14 anni di carcere, è stato rintracciato e fermato in Cambogia, dove si sentiva così sicuro da sfidare apertamente i carabinieri con una telefonata. Era successo un anno fa. L'uomo è stato rintracciato e monitorato soprattutto con la sorveglianza telematica effettuata da un'unità speciale dei carabinieri di Pordenone. Vincenzo Nicoletti, comandante dei reparti operativi della compagnia di carabinieri di Pordenone. Dopo 4 anni di latitanza siete riusciti ad arrestare Cristian Casagrande. Quali sono stati i mezzi con cui siete riusciti ad arrivare fino a lui? Bene, un'indagine sì, assolutamente delicata, particolare, che ha visto all'opera i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Pordenone dediti appunto alla cattura dei latitanti catturandi. In questo caso abbiamo una unità dedicata che attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie telematiche ha fatto sì che la latitanza del noto Casagrande Cristian finisse dopo 4 anni. Il soggetto dovrà scontare 14 anni di carcere e dopo un lungo percorso che ha visto toccare diversi paesi e da ultimo la Thailandia per finire in Cambogia, il soggetto è stato rintracciato appunto in quella che è la città di Phnom Penh, dove una serie di elementi e di indizi hanno fatto sì che venisse poi attivato il servizio di cooperazione internazionale attraverso l'ufficiale preposto alla sicurezza e quindi attivata nel senso la polizia cambogiana che ha proceduto alla cattura. Casagrande in Cambogia si sentiva sicuro, tanto è che vi ha sfidato apertamente. Sì, questa è una nota di colore di tutta l'attività che è durata quasi un anno. Quando il soggetto raggiunta la Cambogia e quindi convinto di non poter essere, come dire, non solo estradato ma anche raggiunto, vista la distanza e vista la difficoltà di quel territorio, si è permesso addirittura di raggiungerci per telefono sfidandoci e dicendoci: se siete capaci adesso venitemi a prendere. Le nuove tecnologie hanno avuto un ruolo predominante in questa indagine?
Sicuramente hanno fatto la differenza, ma il valore aggiunto è stata appunto la determinazione, la costanza e la competenza dei militari preposti all'attività, perché ecco, se non si ha quella competenza per sfruttare questo grande fratello rimane tale ma non porta i suoi frutti, che invece in questo caso sono arrivati. Adesso cosa succederà a Cristian Casagrande e come procederà l'iter? Bene, il soggetto attualmente si trova ancora ristretto in Cambogia e aspettiamo attraverso gli organismi internazionali di conoscere quelle che saranno le modalità e i tempi dell'espulsione, perché non possiamo parlare esattamente di un'estradizione, comunque di un'espulsione e quindi dell'arrivo del soggetto sul territorio italiano. L'unità che ha portato alla cattura di Casagrande si è occupata anche di altri casi in passato. Sì, questa è un'unità che nell'ultimo anno è stata implementata dal Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone attraverso l'immissione di nuovi elementi con competenze specifiche e che si è dedicata nell'ultimo anno alla cattura proprio di diversi latitanti catturandi con ottimi risultati che già sono stati interessati dalle cronache. A 100 giorni da Tokyo 2021, Chiara Cagnero ha ricominciato la preparazione dopo un mese di stop causa Covid, un virus che le ha lasciato comunque dei segni sia a livello fisico che psicologico. Ci ha raccontato questa esperienza e anche come si sta preparando ora questa rassegna olimpica che per lei, vice campionessa olimpica a Rio de Janeiro e campionessa olimpica a Pechino 2008, sarà la quinta volta che partecipa alle Olimpiadi. L'abbiamo sentita e ci ha raccontato appunto le sensazioni con le quali si avvicina a questo appuntamento. I 100 giorni che mancano sono veramente pochi, perché comunque ho un mese di preparazione da recuperare. Ancora non sto benissimo, perché comunque il post-Covid è un pochino lungo, ci vuole un po' di pazienza, però dai, siamo fiduciosi, mancano questi 3 mesi insomma che serviranno per mettere a punto gli ultimi aspetti, quindi insomma da ieri ho ripreso gli allenamenti, sono fiduciosa che la situazione migliori. La parte fisica faccio ancora un po' di fatica a carburare perché comunque il fiatone ti rimane e c'è la stanchezza. La parte tecnica ieri ho iniziato in maniera graduale, è comunque faticoso, mi sono reso conto che mi sono stancata avendo comunque sparato non tanto, però per il momento la situazione è questa, la dobbiamo accettare, sono fiduciosa insomma che con la medicina e le terapie recupererò. Saranno ovviamente delle Olimpiadi molto particolari, ecco, è chiaro che un appuntamento olimpico si aspetta sempre, però tutte quelle caratteristiche di unione, di conoscenza, proprio di condivisione ovviamente verranno meno in questo appuntamento olimpico. Considerato tutto questo, tu come la vivi questa attesa? La cosa che principalmente mi dispiace di più è non poter avere i miei familiari là, mio marito, la mia famiglia, mio papà, mio zio, perché comunque il pubblico non ci sarà. Un po' di paura c'è, perché comunque secondo me le notizie non arrivano proprio chiare dal Giappone, quindi anche il fatto che io mi sia positivizzata, poi farò il vaccino, ancora qui non è chiaro se i vaccini coprono o meno dalle varianti. So che si potrà arrivare solo qualche giorno prima della gara, quindi ci sarà tutta la parte del fuso orario da smaltire, capire come fare per smaltirla. Quindi saranno sicuramente Olimpiadi diverse, queste sì, però l'obiettivo è quello di andare preparati, di fare il massimo da qui all'ultimo giorno della preparazione che potremo fare in Italia e una volta là cercare di dare il massimo e per un'Olimpiade che sarà difficile per tutti perché come me anche tanti altri atleti sono fermi a livello internazionale veramente da tanti mesi. Diciamo che la preparazione mentale è stato qualcosa che hai sempre curato, anche perché comunque è ovviamente qualcosa che fa parte in maniera speciale anche particolare della specialità che, sì, proprio tu pratichi. Ci si allena in una maniera diversa mentalmente a un appuntamento del genere? Beh, ci si allena, la parte mentale è fondamentale proprio perché siamo stati molto lontani dalle gare, quindi è molto importante a livello mentale anche ripensare a tutte le gare che abbiamo fatto, come le abbiamo affrontate e a come sono andate bene. E poi la parte mentale sicuramente ti aiuta, come mi ha aiutato anche quando stavo male, a superare questa cosa di aver paura di essere contagiati, di sentirsi male, di non guarire anche, no, dai sintomi post-Covid. Comunque stiano le cose, chiaro, in un contesto comunque di il più possibile sicurezza, è giusto comunque ed è bene che queste Olimpiadi si facciano. Ma io me lo auguro, è anche vero che io il Covid l'ho avuto e
e non è una cosa semplice anche pensare che si possa partire per un'Olimpiade, un atleta il giorno prima della gara, 2 giorni prima magari sta male, mette in rischio la partecipazione alla gara e si trova 14 giorni casomai da solo in una stanza e col rischio di contagiare gli altri atleti. Mi auguro che se le Olimpiadi si faranno, veramente questa sorta di bolla che loro vogliono fare, questo sistema di sicurezza che vogliono garantire, venga realizzato e che tutelino al massimo gli atleti. È tutto per questa puntata, Voi la linea torna domani alle 12:45, prossimo appuntamento con l'informazione oggi con il TG Flash delle 16:30. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, arrivederci.